L'isola del tesoro di Robert Stevenson, capitolo 17. Narrazione continuata dal dottore, l'ultimo viaggio della scappavia. Questo quinto viaggio fu molto diverso dai precedenti. Per cominciare, quel piccolo guscio su cui ci trovavamo era davvero troppo carico. 5 adulti, di cui 3, Trelawney, Redruth e il capitano, alti più di 6 piedi, erano già da soli un carico superiore alla sua portata. In più c'erano la polvere, la carne di maiale salata e sacchi con le gallette. Il capo di banda a poppa era pelo dell'acqua. Più volte imbarcammo acqua e dopo nemmeno 100 yard i miei calzoni e le code della mia marsina erano già zuppi. Assestammo allora al carico, seguendo le indicazioni del capitano, riuscendo così a rendere la barca più bilanciata. Ciò nonostante, quasi non osavamo respirare. Per di più, il reflusso era proprio ora al suo massimo e lo specchio d'acqua era increspato da una forte corrente diretta ad ovest e poi ancora verso sud il mare aperto, giù per lo stretto attraverso su cui eravamo passati quella mattina. Persino le increspature costituivano un pericolo per il nostro natante sovraccarico, ma la cosa peggiore era che eravamo trascinati fuori rotta, lontano dal nostro punto di approdo dietro la punta. Se avessimo lasciato che la corrente ci portasse dove voleva, saremmo finiti a riva accanto alle lance, dove da un momento all'altro potevano comparire i pirati. «Non riesco a tenerla, con la prua sul fortino, signore», dissi al capitano. Io reggevo il timone, mentre lui e Redruth, che erano più freschi, stavano ai remi. «La marea continua a spingerla in là. Non potete remare un po' più forte?» «No, altrimenti imbarchiamo acqua», rispose. «Dovete tener duro, se non vi dispiacete. Tenete fino a quando non vedete che comincia ad andare». Ci provai e a furia di tentativi scoprì che la barca avrebbe continuato a trascinarci verso ovest, finché non avessi puntato la prua ad est, cioè quasi ad angolo retto rispetto alla nostra destinazione. «Non ce la faremo mai ad arrivare a riva di questo passo», dissi. «È l'unica rotta che possiamo seguire e bisogna seguirla», ribatté il capitano. «Dobbiamo andare controcorrente, vedete», continuò. «Se finiamo sotto vento rispetto all'approdo, non c'è modo di sapere dove toccheremo terra, per non parlare del rischio di essere abbordati dalle lance, mentre invece, in questa direzione, la corrente non può che diminuire, e allora potremo tornare indietro risalendo la riva». «La corrente è meno rapida, signore», disse Gray il marinaio, che era seduto a prua. «Potete allentare un poco». «Grazie, marinaio», dissi. Come se nulla fosse successo, avevamo infatti tacitamente deciso di trattarlo come uno di noi. All'improvviso il capitano parlò di nuovo e mi sembrò che la sua voce fosse un po' cambiata. «Il cannone!» «Ci avevo pensato anch'io», dissi, credendo che si riferisse ad un bombardamento del forte. Non ce la farebbero mai a portare a riva il cannone, e anche se ce la facessero non riuscirebbero mai a trascinarlo su per il bosco. «Guardate a poppa, dottore», rispose il capitano. Ci eravamo completamente dimenticati del pezzo da 9 lungo. Con nostro orrore lo vedavamo ora circondato da quelle 5 canaglie che si affannavano a togliergli la camicia, come si chiamava la solida copertura d'incerata in cui veniva avvolto durante la navigazione. Nello stesso istante mi balzò alla mente che avevamo lasciato lì anche le palle del cannone e la polvere, e bastava un colpo d'ascia perché cadessero in mano a quegli scellerati. Israel era il cannoniere di Flint, disse Gray con voce rauca. Incuranti del pericolo, puntammo dritti verso l'approdo. Ormai avevamo superato il punto più forte della corrente e, pur dovendo per forza remare con molta cautela, avevamo sufficiente abbrivio per governare e potevo mantenerla dritta nella direzione voluta. Purtroppo, però, con la rotta che tenevamo, presentavamo il fianco anziché la poppa dell'Ispagnola, offrendo un bersaglio grande come la porta di un granaio. Potei non solo vedere, ma anche udire quel mascalzone di Israel Hands, con la faccia rubizza per il brandy, lasciar cadere di peso sul ponte una palla di cannone. «Chi è il tiratore migliore?» chiese il capitano. «Di gran lunga il signor Trelawney», dissi. «Signor Trelawney, potreste per cortesia fare secco uno di quegli uomini? Possibilmente Hands», disse il capitano. Trelawney, freddo come una lama d'acciaio, controllò l'innesco del suo fucile. «Un momento», gridò il capitano. «Attento con quel fucile, signore, o farete sommergere la barca, e voi, tutti, pronti a fare da contrappeso quando prende la mira». Il cavaliere alzò il fucile, i remi si fermarono e ci pieghiamo tutti dal lato opposto per mantenere l'equilibrio, e fu tutto così bene che riuscimmo a non imbarcare neppure una goccia d'acqua. Intanto erano riusciti a far ruotare il cannone sulla sua piattaforma girevole e Hans, che si trovava proprio di fronte alla bocca con il calcatoio in mano, era il più esposto. Ma non avemmo fortuna. Infatti, nel preciso istante in cui Trelawney fece fuoco, l'altro si chinò e la pallottola gli passò accanto, sibilando, e a cadere fu uno degli altri 4. Al suo grido fecero eco non solo i suoi compagni a bordo, ma un gran numero di voci dalla riva. Guardando in quella direzione, vidi allora gli altri pirati sbucare a frotte da sotto gli alberi e prendere posto nelle imbarcazioni. «Ecco che arrivano le lance, signore», dissi io. «Forza coi remi, allora», gridò il capitano. «Non ci importa niente anche se imbarca acqua. Se non ce la facciamo ad arrivare a riva è tutto perduto». «Stanno salendo su una sola delle lance», aggiunsi io. «Probabilmente l'equipaggio dell'altra sta cercando di tagliarci la strada via terra».
Dovranno farsi una bella corsa, allora, replicò il capitano. I marinai non se la cavano un granché a terra. Non è di loro che mi preoccupo, ma della palla di un cannone. È come giocare a bocce sul tappeto. Neanche la cameriera di mia moglie potrebbe sbagliare. Diteci, cavaliere, quando vedete la miccia accesa e noi agguantiamo coi remi. Nel frattempo, per essere così sovraccarichi, stavamo avanzando ad una buona andatura, senza imbarcare troppo. Ormai eravamo vicini a riva. 30 o 40 colpi di remi avremmo toccato terra, dato che la bassa marea aveva già lasciato scoperta una stretta striscia di sabbia ai piedi di una macchia di alberi. La lancia non era più un pericolo, la piccola punta già ci celava la sua vista. Il reflusso, che ci aveva fatto tardare tanto, faceva adesso ammendere allentando i nostri inseguitori. L'unica fonte di pericolo era il cannone. Se potessi, disse il capitano, mi fermerei e ne fredderei un altro, ma era chiaro che non si sarebbero fermati davanti a nulla, pur di spararci addosso. Non avevano nemmeno degnato di uno sguardo il loro compagno caduto, per quanto non fosse morto, tanto che potevamo vederlo mentre cercava di allontanarsi strisciando. Pronti, gridò il cavaliere. Agguanta, gridò il capitano, svelto come l'eco. E lui e Redruth, con uno strattone, dettero un colpo all'indietro col remo che mandò letteralmente la poppa sott'acqua. Nello stesso istante partì la cannonata. Questo fu il primo colpo che Jim udì, dato che a lui l'eco della fucilata del cavaliere non arrivò. Dove passò la palla, nessuno di noi seppe con precisione. Io penso però che sia passata sopra le nostre teste e che lo spostamento d'aria abbia contribuito al nostro disastro. Fatto sta che la barca affondò di poppa, piano piano, in 3 piedi d'acqua, come il capitano in piedi, uno di fronte all'altro. Gli altri 3 si tuffarono di testa e riemersero sputacchiando, grondanti. Fin qui niente di grave, non c'erano state perdite umane e potemmo arrancare senza pericolo a guado fino a riva. Rimanevano però sul fondo tutte le nostre vettovaglie e, per colpo di sventura, solo 2 fucili su 5 erano ancora utilizzabili. Il mio, che tenevo appoggiato sulle ginocchia, l'avevo alzato istintivamente sopra la testa. Per quanto riguarda il capitano, il suo lo portava a tracolla con una bandoliera e dall'uomo accorto che era, col lacciarino in alto. Gli altri 3 erano andati a fondo con tutta la barca. Alcune voci poi, che udimmo farsi più vicine tra i boschi presso la riva, aumentarono la nostra preoccupazione. Il pericolo non era più solo quello di vederci tagliare la strada e il fortino, nello stato pietoso in cui eravamo. Temevamo infatti che ad Hunter e Joyce, se attaccati da una mezza dozzina di uomini, mancasse il coraggio e la risolutezza per resistere. Hunter era solito, questo lo sapevamo, ma Joyce era un'incognita. Come valletto era gradevole e cortese, e andava bene per spazzolarti i vestiti, ma non pareva proprio che avesse la stoffa del guerriero. Con questi pensieri per la testa uscimmo dall'acqua in più fretta possibile, lasciandoci dietro la povera scappavia e una buona metà della polvere da sparo e delle vettovaglie.